È un settore primario in evoluzione quello veneto. C'è la ricerca di priorità strategiche, c'è la volontà di orientare le dinamiche di sviluppo del sistema agricolo tenendo conto delle prospettive delineate per la politica agricola comune, la PAC 2021-2027 e del programma di governo della regione. È così che l'assessore Pan ha promosso una serie di incontri nei prossimi 6 mesi con tavoli di concertazione dove i protagonisti sono gli attori dell'agricoltura veneta, tavoli per recepire, interpretare, anticipare il cambiamento. Stiamo trasformando la nostra agricoltura sempre più da un'agricoltura intensiva a un'agricoltura comunque sostenibile, che significa coltivare, significa produrre, significa dare reddito, ma allo stesso tempo avere rispetto molto di più per quello che è il nostro ambiente, che poi è quello che ci dà i nostri prodotti, ma ci dà anche la salute, ci dà la vita. E così stati generali per marciare assieme verso il 2030, il futuro della politica agricola veneta attraverso concetti come innovazione, competitività e sviluppo delle reti locali, parole chiave delineate anche da strutture di ricerca che la Regione ha coinvolto facendo leva sugli atenei di Padova, Venezia, Verona. La sostenibilità è un altro tema importante. I cambiamenti climatici ormai non sono certo una novità e non devono essere una sorpresa. L'agricoltura veneta deve trovare la capacità di adattarsi e evitare di essere colto di sorpresa da quelli che sono eventi estremi a cui praticamente il sistema deve riuscire a rispondere. Competitività e innovazione intesa come trasferimento di competenze, anche da esperienze dirette negli interventi durante il seminario di apertura di Villa Ottoboni. Noi ci troviamo una volta al mese, noi donne del vino, e discutiamo di problematiche, parliamo anche dell'andamento dei mercati, quindi anche questa creazione di sottogruppi all'interno della grande famiglia donna impresa è importantissima, perché non si ha paura di parlare, non si ha paura di confrontarsi, non si ha paura di risolvere insieme dei problemi. C'è una necessità proprio di finanziamento di base sulle strutture di base, perché spesso si viene qua in Italia in generale, anche in Veneto appunto, da aziende vecchie che vanno rinnovate dalla base fino ad arrivare alla parte marketing, che è l'ultimo passo. Incontri per ragionare e dirsi le cose in faccia, un portale per riportare suggerimenti online, si chiama Piave e l'indirizzo è www.piave.veneto.it. Oltre ai report sulle conferenze c'è lo spazio per le proposte degli addetti ai lavori per decidere insieme il futuro della politica agricola veneta.